e siamo ancora qui, pronti a fare un gesto non insano, ma deliberatorio, perché se non posso far sopravvivere la mia famiglia ho perso la dignità di uomo e quindi addio mondo crudele, sono pronto anche a morire. Dalle 10 di questa mattina una ventina di lavoratori ex Ferrotel si sono arrampicati sul tetto della stazione centrale per protestare contro i ritardi sulla firma del contratto di servizio tra Trenitalia e la Regione dovuto all'ennesimo azzeramento della Giunta Crocetta. Licenziati ormai da 4 anni aspettano ancora risposte sugli impegni che la politica avrebbe dovuto assumere. A febbraio un primo impegno da parte dell'ex assessore regionale ai trasporti Giovanni Pizzo. A maggio lo stesso assessore rassicurava sul fatto che la soluzione fosse vicina. A giugno se ne parlò anche all'ARS, ma alle parole ancora una volta non seguirono i fatti. La situazione di questi lavoratori si protrae ormai da 4 anni. L'ennesima protesta sono la faccia della latitanza della classe politica siciliana, perché nei 4 anni della loro protesta ben 4 assessori si sono alternati all'assessorato regionale ai trasporti e hanno preso impegni precisi per la loro ricollocazione all'interno del contratto di servizio che la Regione sta per sottoscrivere con Ferrovie dello Stato. Questo contratto è rimasto un mistero. Abbiamo richiesto più volte convocazione all'assessore, ai vari assessori che si sono susseguiti e non abbiamo coscienza di cosa c'è effettivamente per la loro ricollocazione, quali attività e se sono state individuate attività. È vergognoso che facciano assunzioni di persone raccomandate. È vergognoso, si dovrebbero solo vergognare. Fanno quelli in pensione si vogliono picchiare i figli, vergogna! Le ditte fanno finta di non sapere niente, vergogna!